Oggi 21 settembre del 1990 fu ucciso Rosario Livatino in un'iniziativa organizzata dal Libero Consorzio al liceo Empedocle. Ne parliamo con il commissario, il dottore Di Pisa. Ma credo che quella attuata dal Libero Consorzio è un'iniziativa doverosa per ricordare un magistrato, un uomo così tragicamente scomparso e che aveva fatto proprio del lavoro del giudice una missione. Lui sosteneva che come il giudice deve essere non soltanto indipendente ma deve anche apparire all'esterno indipendente. Quindi ritengo comunque che è un'iniziativa importante perché spesso credo che la figura di Livatino qui in provincia di Agrigento in passato non sia stata molto ricordata, almeno con manifestazioni ufficiali, e quindi era un dovere ricordare questo collega veramente eccezionale. L'hai avuto un ricordo anche personale? No, io non ho conosciuto personalmente Livatino perché però allora, essendo componente del pool antimafia della Procura di Palermo, l'ho conosciuto attraverso le carte che arrivavano a noi per le indagini di mafia. Siamo presso il liceo Empedocle di Agrigento, siamo con la vicaria del preside, la professoressa Iovino. Oggi un'interessante iniziativa, oggi giornata in ricordo, in memoria dell'uccisione di Rosario Livatino. Non poteva mancare da parte del mondo della scuola di ricordare una figura così importante e significativa come il giudice Livatino, che si è contraddistinto per la sua ordinarietà e per la sua normalità. Si è proposto alla comunità con un senso del dovere altissimo, con un impegno civile straordinario che deve essere anche offerto come esempio agli studenti. In una magistrale, possiamo anche dire conferenza, portata avanti dal dottore Di Pisa, dal dottore Cardinale, in aula magna con gli studenti del liceo classico Empedocle, che è onorato di ospitare questa iniziativa. Sono stati trattati i temi della legalità e soprattutto è stato sottolineato il tema che la legge deve avere un'anima e Livatino l'ha rappresentato in pieno. Dottore Cardinale, ecco, oggi è importante parlare ai ragazzi e ricordare, diciamo, ciò che era il clima di allora, che un po' tutti l'abbiamo vissuto, un clima sicuramente pesante. A questi giovani, diciamo, sono anche da stimolo per il loro futuro sapere e capire di queste iniziative. Sì, oggi ricorre il 28° anniversario della morte di Rosario Livatino. Io sto intrattenendo dei ragazzi che non erano neanche nati quando Rosario Livatino è stato ucciso. Quindi l'importanza della memoria, l'importanza di fare conoscere a questi ragazzi chi era Rosario Livatino, che esempio ha dato, che contributo ha dato per l'affermazione dei principi di legalità, che immagine può essere da seguire nel momento in cui si fanno determinate scelte che devono essere fondate sull'imparzialità, sull'indipendenza, sulla correttezza, sull'equilibrio. Quindi è merito della provincia aver organizzato oggi questo incontro ad Agrigento, che non si contrappone alle altre iniziative che sono in corso, meritatamente e meritoriamente in corso, ma è un ulteriore contributo affinché il ricordo di Rosario Livatino e di tutte le vittime della mafia, perché io dico sempre che allorché noi onoriamo ricordiamo anche Saetta con l'occasione. Livatino, appunto noi onoriamo il sacrificio del presidente Saetta, che è stato ucciso, per ricordate, 2 anni prima di Rosario Livatino, il 25 settembre, ricordiamo le altre vittime della mafia, meno famose, meno ricordate, quale può essere il maresciallo Vazzelli, come il brigadiere Di Lorenzo, e tutti coloro che, indipendentemente dalla matrice mafiosa, hanno perso la vita proprio per rispettare quel principio di legalità a cui avevano giurato fedeltà.